caffè con l'esperto è offerto da urbanflat.com e Uno Magazine. Ben ritrovati ad Un Caffè con l'Esperto, sono Claudio Campagnolo, siamo come al solito al Pedrocchi in Sala Bianca e ho nuovamente il piacere di avere con me Paolo Donà. Abbiamo affrontato una cavalcata di record padovani nella precedente puntata e torneremo a parlare dei primati che riguardano questa città. Paolo Donà ha un passato da giornalista, ha lavorato per molti anni al Gazzettino, ha scritto i libri più importanti che riguardano il calcio di questa città, ma non si è occupato solo di calcio, mi si è occupato anche di altri sport, proprio anche per delle tue passioni, no? Specifiche, tipo il ciclismo, tipo l'atletica leggera. E volendo avere un occhio di riguardo nei confronti dei primati sportivi di questa città, che cosa ci puoi ricordare, Paolo? Da un punto di vista statistico appare qualcosa di straordinario che riguarda Padova, ovvero i padovani, ovvero gli sportivi padovani. Nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, la squadra di scherma era formata soltanto da padovani e ha vinto la medaglia d'argento. Cioè tutti e quattro gli atleti erano padovani? Ti ricordi anche i nomi? Racca, Pinton, Darè, Turcato. È incredibile, cioè una squadra di solito è formata, uno di Roma, uno di Torino, uno di Milano, eccetera, tutti e quattro padovani della stessa scuola Comini, quindi veramente qualcosa di fenomenale. La seconda, forse ancora più importante, perché abbraccia un certo numero di anni, è data dalle Olimpiadi in generale, cioè i padovani hanno conquistato un numero incredibile di medaglie, più di 30, nelle varie Olimpiadi, suddivisi in maniera uguale praticamente tra oro, argento e bronzo, con una percentuale che si aggira attorno al 6%, a seconda Olimpiadi va dal 5,50 al 6,50%. È un valore incredibile se pensiamo che ci sono delle grandi città che hanno una popolazione anche 10 volte superiore a Padova, come Roma, anzi 12 volte, Milano, Torino, Genova, per cui prendere il 6% è un fatto anche continuativo, vuol dire che c'è una tradizione sportiva a Padova grandissima, ci possono essere i campioni, periodi con un numero minore di campioni, però rimane sempre al top. A Padova ad esempio ci sono 2000 società sportive tra Padova e provincia, ci sono almeno 160.000 iscritti a federazioni, cioè che praticano sport agonistico, e sono numeri veramente impressionanti. Senti, a proposito dei primati, però ce ne sono un paio che riguardano anche te direttamente, cioè l'enciclopedia in 2 volumi, Quarto Stadio, nel 91 è stata giudicata la più completa opera al mondo del settore. Sì, è vero, c'è un'associazione internazionale di cui non ricordo il nome, che fa sempre delle statistiche, e c'era una squadra inglese al primo posto, figurava per appunto in questa speciale graduatoria. È venuto fuori questo libro Quarto Stadio con compianto il mio maestro Fantino Cocco, 1000 pagine ma in grande formato, ed è praticamente un'enciclopedia del Padova. Ricordo che mi ha telefonato un signore una volta al Gazzettino dicendo mi manda Berlusconi, ovvero mi ha detto al presidente Berlusconi di chiamarla, che dice il presidente vorrebbe avere un libro uguale, e sarebbe stato molto più facile farlo sul Milan perché Padova è stato anche in C, in D, per cui era chiaro, il materiale non c'era, il Milan ha avuto una situazione globale nettamente migliore, quindi io ho detto dica a Berlusconi che tifo Inter, io ho detto ridendo comunque, ma con quello è finita la telefonata. No, l'ho ringraziato della carità, certo. Però ho detto guardi, tifo Inter. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un Caffè con l'Esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Tutte le interviste di Un Caffè con l'Esperto dove vuoi e quando vuoi. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube.
Senti Paolo, tu tra le tante molteplici sei veramente multifattoriale, direbbe qualcuno, tra le tante passioni che hai c'è anche la passione per la meteorologia, no? Sì. Ok, e quindi... È un fanatismo, direi. È un fanatismo, ma qualche primato, qualche cosa curiosa che riguarda l'aspetto meteorologico di questa città? No, la cosa più curiosa è il campionato, non sapevo che esistesse, forse non si fa più, ma fino a qualche anno fa c'era il campionato italiano di statistiche meteorologiche. Un campionato di Italiano, statistiche. con tanto di scudetto, vinceva sempre uno di Cagliari, mi ricordo. Allora succedeva questo, che al sabato, a una certa ora, appariva online una serie di paesini sconosciuti del mondo, tipo, lo so, Oknitsa, l'hai mai sentito Oknitsa? Per Sigatur, Marmazia, immagino tu ci vada ogni weekend, ogni eccetera. weekend, Paesini esatto. così, di 500 abitanti, magari delle steppe siberiane, insomma, posti così. Bisognava dire la temperatura esatta al decimo di grado, che si registrava la domenica alle ore che indicavano, 7:32 a Oknitsa, in Moldavia tra l'altro. Quanti gradi? E si aveva tempo per rispondere fino alla mezzanotte. Quindi primo tutti rimanevano fino alle 11:59 in piedi a vedere l'evolversi del tempo, guardavano tutte le cartine e poi facevano la E questo loro signore di giocata. Cagliari praticamente vinceva. Però partecipava anche uno di Padova, il dottor Paolo Barangoni, medico, è anche mio medico, non di base ma comunque diciamo dalla nascita, il quale a un certo punto in un campionato, chiamiamolo pure così, si è classificato nella parte medio-alta della classifica. Quindi ha un piccolo primato anche a modo suo. Sì. Senti, però invece a proposito di primati, Padova ha un primato per quanto riguarda le prime rilevazioni atmosferiche e per quanto riguarda la temperatura soprattutto e per quanto riguarda le precipitazioni. Esatto, perché Giovanni Poleni, che era un matematico, ingegnere, fisico, giurista, poi ingegnere idraulico, costruttore navale, eccetera, cioè aveva un sacco e anche esperto di bibliografia. Tra il 1713 e il 1725 ha ideato per primo nel mondo la rilevazione scientifica della temperatura e delle precipitazioni. Quando si dice sempre, non so, è stata l'estate più piovosa a Padova, nel Veneto, in Italia, nel mondo degli ultimi 200-300 anni, nessuno dirà degli ultimi 500 anni, perché prima non c'erano rilevazioni. Si possono leggere dei libri dai quali si può vincere qualche situazione, ma certamente non c'è la parte numerica. È come Quindi, antecristo e dopo quando Cristo. noi abbiamo detto, non so, che il record di Padova è sotto zero, ecco il famoso inverno dell'85, poi è stato uguagliato anche qualche anno fa, di 20 sotto zero, era 19,8, poi omologato in 20,2, perché anche lì è come atletica, vengono omologati i record. Cioè qui a Padova siamo stati a meno 20, sì. Meno 20. Dopo, per esempio, quello dell'85, dopo aver avuto una serie di meno 13, meno 14, e poi c'è stata la nevicata, prima è stata la nevicata clamorosa, anzi una doppia nevicata con 35 centimetri al suolo di neve. Ecco. Quindi Tornando al discorso del... Sì, voglio dire, è record, ma è record fino al 1713. Chissà, poteva essere anche il record degli ultimi 1000 anni, per quanto mi riguarda. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube. Si può fare un record anche in assenza, invece che aggiungendo qualcosa o raggiungendo... E l'assenza è relativa ad una biblioteca padovana che ha un record curiosissimo. Sì, una biblioteca sconosciuta ai più, ed è Sala Carmeli, dentro l'Istituto Duca d'Aosta,
quindi con l'ingresso da via Galilei e via del Santo. Questa Sala Carmeli, che è stata danneggiata da un incendio, è tornata poi alla luce, però senza libri. C'è una bellissima biblioteca stupenda, con scene mitologiche greche al soffitto, il cavallo alato Pegaso, Apollo, eccetera, eccetera, però non ha libri, che sono stati tolti. Erano 22.000. C'è anche una storia intrigante perché... Che fine aveva fatto questi questa 22.000 libri? È stata ideata da un grande studioso teologo, docente anche di lingue orientali all'università, padre Michelangelo, appunto, Carmeli, e che è stato poi assassinato per motivi misteriosi. Non si sa neppure dove sia sepolto, pare Padova, ma nessuno sa dove. E quindi questa biblioteca che si è ispirata come stile a quella di Melk, la grande abbazia quasi stato in Austria, dove sono state girate alcune scene del film di Umberto Eco da romanzo Il nome della rosa. Quindi molto suggestiva. Ci sono tante cose da raccontare. Invece, ad esempio, proprio a pochi metri da qui c'è un vanto della città, ovvero Palazzo della Ragione. Sì, che è la più grande sala pensile del mondo, fatto a forma di carena di nave rovesciata, con 81 metri di lunghezza e 27 di larghezza. Anche questo è uno dei record di Padova, ma ce ne sono infiniti secondo me. Ad esempio, visto che siamo al Palazzo della Ragione, guardiamo sotto, abbiamo il famoso sottosalone. E cos'è il sottosalone? Il sottosalone è stata è a tuttora, insomma, la prima cooperativa europea di commercianti, di quelli che si chiamano i pizzicagnoli o salumieri. Anche questo è un record, diciamo, simpatico. Senti, dell'orologio Dondi invece cosa ci dici? L'orologio Dondi è il primo orologio meccanico ancora funzionante in Italia, quasi 700 anni di storia, quindi anche questo, e viene custodito gelosamente. È stata bella un'intervista per il libro appunto, che ho fatto in 2 volumi su Padova, uno scritto in suo pugno della marchesa Dondi, da cui si evince in questa semplicissima donna che non si dà per nulla aria, eccetera, ma parla con nonchalance totale delle sue amicizie. Perché io posso conoscere Tony Pacagné o Gigi Schiavò, lei diceva no, il re dei Poloni era molto affezionato a noi, esatto. Anche Carlo V qualche volta. Certo, veniva a trovarsi. Chiamato Carlo semplicemente. Senti, magari. La penultima domanda: se non avessi fatto il giornalista, cosa avresti fatto? Avrei fatto come sto facendo, anche la guida se turistica. Non sto benissimo di salute, ma insomma spero bene. La guida turistica, cosa che sto facendo. La mia passione, ho girato anche abbastanza il mondo. Quanti paesi hai visitato? Mi sono fermato a 90. Dovevo raggiungere quota 100, ma mi insomma, sono fermato a 90. Senti, l'ultima domanda: c'è una foto, un oggetto, un ricordo a cui sei particolarmente legato? Io ho due cosine, ma posso dirne Vediamone una, sì, questa cosa che mi intriga, questa? Cos'è? Sì, questa, cos'è? Questo qui è un istrice, componente di una famiglia tedesca che spopolava negli anni 50, forse anche prima, ma io ricordo dagli anni 50, ed è una famiglia composta da Miki, Muki, Maki Meki, cioè padre, madre e figli, e non c'è più perché è rimasta legata al fatto che me l'hanno regalato i genitori quando siamo stati in montagna in Val Gardena per la prima volta. Io mi sono innamorato in montagne, ho fatto l'escursionista a buoni livelli, anche modesto scalatore. Quindi quanti anni ha questo istrice? Questo è a 60 anni, esatto. Sono nato 8 anni, sì, porta bene, quasi no, io vado verso 70. quasi coetaneo. Ecco, e questo sono particolarmente affezionato. Bene, grazie a Paolo Donà, giornalista, guida turistica ed esperto di record padovani. Alla prossima. Alla prossima, grazie. Un caffè con l'esperto è stato offerto da yourbanflat.com e Uno Magazine.